Sì, grazie Chiara. E devo dire, a me sono piaciuti molto tutti gli interventi che ho sentito nel corso di questo dibattito e che hanno preso avvio fin da subito la mia introduzione. Devo dire che penso abbiamo fatto bene a discutere, a riunire questa nostra assemblea qui a Verona, a parlare senza trionfalismi dei risultati che abbiamo raggiunto in tante realtà del Veneto e a non nasconderci anche i problemi che abbiamo in alcune realtà, come ci siamo detti, per le sconfitte subite a Belluno o a Feltre e per una mancanza di coesione, una difficoltà di presenza nel territorio, una diversità molto spiccata di vedute, per esempio a Rovigo. E quindi abbiamo qualche problema che dobbiamo affrontare a Rovigo e a Belluno. Penso che lo faremo seriamente tutti quanti assieme. Anzi, io propongo che noi prossimamente convochiamo questa nostra assemblea, non solo nei luoghi dove abbiamo vinto, cioè a Verona, a Padova, come facciamo abitualmente, ma anche nei luoghi dove le cose sono andate meno bene, come a Belluno, diciamo in questa fase, come a Rovigo, dove comunque governiamo il comune, proprio per dare un segnale di presenza del partito, di presenza nel territorio, di capacità di relazionarci, anche di dare carica, energia, voglia di fare, voglia di riscatto. Perché guardate, quando si vince c'è la possibilità di guardare più facilmente avanti, quando si perde deve scattare una voglia di riscatto, perché sennò c'è il rischio di rimanere fermi e di rimanere fermi per molto tempo. Voglio fare in bocca al lupo gli auguri a tutti gli assessori, i consiglieri comunali, Margherita che è intervenuta per ultima e mi ha fatto venire questo spunto, e gli altri che non sono intervenuti, che pure sono stati fautori di importanti vittorie, che magari sono anche qui presenti, appunto Mira, Mirano, Abano, Tiene, in tanti altri comuni piccoli che non sto nominando. E allora in bocca al lupo, buon lavoro per chi è al governo. Sappiamo che dovremo impegnarci tanto, dimostrare di essere i migliori, i più capaci, quelli più competenti. Come ho detto durante la mia relazione all'inizio della pandemia, noi abbiamo un problema di voti, è vero, abbiamo un problema di consenso che dobbiamo diffondere, e gli altri hanno un problema di gruppi dirigenti, di leadership, e noi dobbiamo puntare sulle nostre competenze, sulle nostre qualità e contemporaneamente sulla capacità di aumentare anche il nostro consenso. Quindi in bocca al lupo, buon lavoro a loro, naturalmente in bocca al lupo, buon lavoro anche a tutti quelli che non hanno vinto, sono all'opposizione e dovranno fare un lavoro molto importante nei prossimi mesi, nei prossimi anni per risalire. E quindi vorrei anche dirvi che non mi sono messo d'accordo con Anna Maria Donati per l'intervento che ha fatto. Sarebbe impossibile mettersi d'accordo con Anna Maria, non perché sarebbe impossibile, ma perché non è dominabile da me in questo modo. La ringrazio per quello che ha detto, forse è stata affettuosa e generosa, ci conosciamo da tanti anni e quindi abbiamo imparato a conoscerci e apprezzare i tanti difetti e anche qualche pregio che spero possiamo avere. Guardate, io non penso che il dibattito sia in questo momento tra l'avere i sindaci civici o i sindaci espressione del partito. Il dibattito sarà, per le scadenze che avremo di fronte, nell'individuazione del sindaco migliore che sapremo indicare a Treviso o a Vicenza o negli altri comuni in cui andrà, a Venezia o negli altri comuni in cui andremo al voto. Penso che la nostra capacità dovrà essere quella che dicevo prima, e cioè di essere un partito radicato nel territorio, capace di fare costantemente delle proposte, di individuare dei temi, di costruire un'alleanza sociale prima ancora di un'alleanza politica, e penso che se facciamo questo sapremo anche, in vista delle prossime elezioni regionali, essere
i federatori, come ho detto, il perno, come qualcuno di voi ha detto, di un'alleanza molto larga che sappia aprire porte e finestre, che sappia far circolare le idee, che sappia mettere insieme il meglio della realtà politica con la realtà civica. E per me la realtà civica non è un nascondimento, è la capacità di avere un forte radicamento territoriale, una rappresentanza nel territorio. Abbiamo una forza politica che è in grado di esprimere delle idee, come ho detto, delle proposte, di costruire delle alleanze, e poi abbiamo la capacità di far entrare o dentro il PD o dentro la coalizione o in una coalizione anche più vasta di quelle che abbiamo pensato fin qui, altre risorse di giovani, di competenze, del mondo delle professioni, del mondo del lavoro, dell'economia, perché la classe dirigente non è costituita solo dai partiti, ma è costituita dalla capacità di mettere insieme quello che una volta si sarebbe detto il ceto politico con il mondo delle professioni, del lavoro, della cultura e noi questo dobbiamo provare a fare. E guardate, io sono perfettamente consapevole che abbiamo fatto molto, ma non ho citato, l'ha ripreso benissimo Vincenzo nel suo intervento, non ho citato Cognetti a caso dicendo che il futuro è a monte. E non è che abbiamo fatto ancora molto, abbiamo tantissimo da fare e dobbiamo scalare ancora con buon passo delle montagne. Naturalmente questo pensiero l'ho avuto, come è stato ricordato, pensando nei giorni scorsi a quello che è successo in Marmolada. È solo una metafora per dire che io sono perfettamente consapevole che, nonostante, come ha detto Margherita, si sia vinto nelle città, anche nelle periferie, il nostro tema fino in fondo invece rimane nel Veneto, la capacità, l'ha detto Giovanni, l'hanno detto altri, di essere rinati nelle città, ma di ritrovare una rappresentanza nel Veneto più profondo, nelle campagne, nelle aree interne, là dove i servizi si depauperano. Una capacità, insomma, se non fosse brutto, se non apparisse brutto, la chiamerei una campagna nelle campagne. Dopo aver fatto una capacità di riscatto nelle città, dopo aver dimostrato che può piegare il buon governo a Padova e in una grande città come Verona riusciamo a immettere una speranza di cambiamento e un entusiasmo per il futuro, adesso lo ha detto Alessio Albertini prima, dobbiamo proprio entrare in tutte le realtà più piccole, nei comuni dove spesso non ci siamo, dove c'è la Lega, dove c'è Zaia, dove c'è quella penetrazione che noi abbiamo perso perdendo nel corso di questi anni le scuole, la farmacia, le poste, i servizi sanitari, e quindi rendendo più difficile quell'azione che molto spesso è caratterizzata da questi servizi che svolgono anche una funzione sociale. Ecco, io penso che sia questo, noi non dobbiamo dare nulla di scontato, non dobbiamo dare nulla di scontato né in relazione alle prossime elezioni delle prossime amministrative né in relazione alle prossime elezioni regionali. Io sto dicendo che di fronte a noi si è aperto un futuro che ora non mi è dato sapere, l'ho scritto anche nella newsletter che spero riceviate, ma forse ci consegna delle possibilità in più di quelle che pensavamo fino a poco tempo fa. E allora, rispetto alla regione, lo ha detto Anna Maria prima, penso si tratti di individuare poche questioni. Su questo ringrazio per il lavoro che stanno facendo le nostre consigliere regionali e i nostri consiglieri regionali, ma ci sono alcune questioni fondamentali. Non riusciremo a parlare di tutto, ma riusciremo a costruire una nostra proposta di governo, una credibilità, se diremo delle cose certe sul tema della sanità e del sociale, se riusciremo non solo a criticare ma a fare delle proposte, se riusciremo a incontrare i bisogni e le aspettative dei cittadini, riusciremo a essere un po' più protagonisti se, come stiamo facendo sul tema dell'autonomia, abbiamo inchiodato Zaia e gli stiamo dicendo: caro Zaia, adesso questa autonomia la possiamo realizzare, ma la possiamo realizzare fuori dalla retorica delle tue 23
sbandierate materie che non portano a nulla, o fuori dalla retorica del residuo fiscale, che peraltro è incostituzionale, ma entrando nel merito di quello che veramente vuole fare il Veneto. E lì vedremo cosa vorrà fare Zaia. Probabilmente non la vuole fare questa autonomia perché gli serve come una bandiera, ma noi abbiamo saputo dire di che si tratta e come la si vuole realizzare. Ma ha un senso per la nostra regione parlare di sviluppo economico, di piccole e medie imprese, della spina dorsale del nostro sistema produttivo, come ho cercato di dire nel corso di tutto il periodo di questi mesi durante la campagna congressuale, ma anche dire, caro Zaia, con questa giacchetta della protezione civile, con questa maglietta, a me hanno colpito ancora una volta queste immagini da Canazei l'altro giorno, Presidente del Consiglio in giacca e cravatta, come sarebbe andato ciascuno di noi fosse solo per rispetto ai morti. E ancora una volta la giacca della protezione civile che dà quel senso di prossimità. Guardate, io lo capisco, io ci sono dove ci sono le emergenze, questa è una forza, ma non è sufficiente se vogliamo prevenire le emergenze e se vogliamo evitare che accadano e se vogliamo mettere in campo degli interventi che durino negli anni. E quindi è per questo che io dico, ma sulla siccità non si è fatto nulla, rischia di piegare la nostra economia, quella del mondo agricolo. Abbiamo fatto una bellissima iniziativa all'inizio del mio mandato con Angelo Guzzo sui temi dell'agricoltura. Non so se li incontriamo di nuovo, questi qui se ci dicono esattamente le stesse cose che ci dicevano in quel momento, o se ancora le priorità sono cambiate, sono più forti, sono diverse. Allora, fare un piano su questo, chiedere a 3 o 4 esperti di darci una mano, mettere insieme 4 questioni e dire facciamo questo piano degli invasi, facciamo questo piano per le risorse idriche, facciamo questo piano per i nostri acquedotti, facciamo questo piano per una irrigazione più moderna. Ma sarà possibile? Credo di sì, non è che dobbiamo disegnare il mondo, anche non abbiamo il tempo. Ma sulle questioni del lavoro, si è parlato giustamente, io ho parlato di immigrazione, di diritti, di inclusione, ma gli imprenditori ci chiedono, a me personalmente, al ministro Orlando quando è venuto, fate presto un altro decreto flussi, abbiamo bisogno di manodopera, ne abbiamo bisogno negli alberghi, nelle località turistiche. E poi abbiamo la Donazzan che dice quello che dice, lo Ius Scholae che non si può fare perché va messo dopo le richieste economiche. Insomma, queste cose qui in Veneto siamo in grado di dirle, con forza. Io non indico tante cose: la sanità, l'autonomia, il lavoro, le proposte che avremo fatto sulla formazione scolastica, sull'apprendistato. Qui dovremo ancora avanzare delle proposte su alcuni terreni, penso soprattutto come fare incrociare appunto domanda e offerta di lavoro, e poi sui temi del sociale, poi sul tema dei diritti. Io l'altro giorno ho avuto modo di incontrare, non perché insomma, ho incontrato il comitato per le Olimpiadi di Milano Cortina, e io vi assicuro che il quadro che mi hanno fatto è un quadro di preoccupazione assoluta, sia per quelli che si occupano della fondazione che organizza, sia per la parte infrastrutturale. E infatti qualche cosa è venuta fuori da questo punto di vista. Ma potremmo occuparci anche di questo? Potremmo dire, siamo in grado di dire la nostra opinione? Io penso di sì. E così prima ho citato la SFMR. Ma insomma, adesso qui c'è Franco Frigo che se ne è occupato, altre persone, ma insomma non sarà mica possibile che per andare a Castelfranco, dove sono andato con Alessandro Basso, Leone e altri, ci debba fare una strada assurda. Non sarà mica possibile che Schio non sia collegabile a Vicenza, che gran parte del nostro territorio non possa godere di una metropolitana, e si sono spesi centinaia di migliaia di euro, di milioni per la pedemontana, la cui utilità andrà verificata anche in base al fatto che la Regione si è impegnata a pagare risorse nel caso di mancati introiti. Questo non mette in discussione, secondo me, le opere infrastrutturali, ma mette in discussione un punto. Tu, caro Zaia, hai fatto qualche inaugurazione, ma non hai fatto 1 chilometro di alta velocità nel corso di questi anni. Quella che si farà si completerà dopo il tuo mandato, quando sarà finito nel 2025, se finisce nel 2025. E sì,
chiuderà dopo perché avete visto i programmi del PNRR, e quindi noi potremmo dire che sul tema della mobilità, e poi ancora, e concludo sulle questioni dell'ambiente, io ho voluto parlare all'inizio di quello che è successo sulla Marmolada, anche per ricordare le 10 vittime che ci sono state. Non è che possiamo dimenticarci, partecipare commossi, bisogna sapere quello che si fa. E allora questi qui hanno strizzato l'occhio, l'ha detto la Moretti, altri, è un po' il negazionismo. Ma come fa Zaia a dire che per risolvere il problema della sanità bisogna richiamare i medici Novax? L'hanno messo in evidenza Anna Maria, Vanessa nel corso di questo periodo. Cioè, c'è qualcosa da cui che noi dobbiamo fare emergere. Io penso che sia molto complicato, non so se emergerà, però ce la dobbiamo mettere tutta perché si possa realizzare a partire da questa campagna in tutto il territorio, nelle parti più periferiche che riguardano il Veneto. Come farlo? Ma insomma Maurizio Falcicani ce l'ha indicato ed è stato bravo a farlo. Bisogna che il partito sia unito, e io da questo punto di vista mi prendo, come dire, il merito di dire che il partito deve essere unito e di lavorare perché il partito sia unito. Io con Laura Puppato mi sento quasi ogni settimana, non dire ogni giorno, no, per dire che poi le battaglie si fanno, ma poi c'è sempre un altro orizzonte. Questo, se potessi, lo consiglierei a tutti, non di essere in pace, ma insomma di essere sicuri delle proprie idee, di quello che si fa, e però anche sicuri di quelle degli altri, quindi confrontarsi e di superare, se ci sono, penso a Rovigo, penso ad altre situazioni, quelle incrostazioni che sembra che sia impossibile superare. E però il partito deve essere unito, deve avere quelle caratteristiche che ha detto Maurizio, deve far valere le proprie proposte, deve essere il perno, deve essere l'avanguardia, deve essere il federatore, deve essere il soggetto base, e deve essere al contempo un partito aperto. È stato detto da Andrea Ferrazzi, da altri che sono intervenuti, un partito aperto che, come ho detto prima, sappia aprire porte e finestre e sappia fare in modo che sia anche un centro di attrazione. Perché guardate, io penso che la nostra credibilità sia un po' aumentata in questo periodo, cioè penso che se prima del PD si sapeva poco, almeno adesso nel Veneto si sa qualcosa, cosa ne pensa e che cosa dice in proposito, ma penso anche che debba aumentare l'attrattività del PD, perché è vero, ancora mancano, ci vorrebbero più energie, più risorse. Queste esperienze anche civiche servono per fare questo, quindi un partito unito, un partito con un profilo civico, un partito che appunto sappia interloquire con le realtà civiche nel senso di realtà territoriali, e un partito che per quanto ci riguarda riparta dall'investimento su noi stessi. È per questo che da settembre partiremo con la scuola politica, è per questo che io cerco di essere presente nei circoli più che posso, è per questo che si faranno alcune feste dell'unità, faremo anche quella regionale a settembre, e mi auguro che se ne possano fare altri come momenti di incontro, di condivisione, di elaborazione, di testimonianza. Ecco, io penso che siano queste le idee che ci vengono consegnate da queste elezioni. La sfida che abbiamo è quella di affrontare al meglio Vicenza e Treviso nel 2023, le elezioni politiche che saranno nel 2023, e poi le elezioni regionali, sapendo che, come ho detto nella mia introduzione, dopo Zaia è iniziato, però non parliamone neanche più di Zaia, nel senso che è giusto parlarne, sapere, mettere in evidenza, ma noi dobbiamo comportarci autenticamente come una forza di governo che fa i propri discorsi indipendenti. Poi è chiaro che facciamo anche la polemica, non sto dicendo questo, ma dobbiamo avere il profilo della forza di governo che per questo si conquista il consenso dei cittadini. Bene, io termino qui e poi spero che possiamo andare alla festa qui di Vicenza e del suo circolo, che sia una bella occasione
per stare anche un po' assieme e per condividere le future battaglie. Grazie.